È iniziata la campagna di semina delle bietole, ve lo abbiamo fatto vedere in una delle scorse puntate da Badia Polesine. Oggi parliamo di una cosa importante, una cosa che anche noi nel nostro piccolo abbiamo firmato e sottoscritto, il patto dello zucchero. Ne parliamo con il presidente di CoproB, Claudio Gallerani. Il patto per lo zucchero, che cos'è, Presidente? Il patto dello zucchero viene dalla necessità per noi bieticoltori cooperativi, siamo 7.000 aziende in Italia che aderiamo a CoproB e facciamo bietole e zucchero attraverso il nostro strumento cooperativo. Il 30 settembre scorso sono finite le quote di produzione in Europa dello zucchero e c'è stata un'eccedenza di produzione esagerata. In Europa si è prodotto 21 milioni di tonnellate di zucchero contro un consumo di 17 milioni. Questo soprattutto alle eccedenze fatte da Germania e Francia, che sono dei grandi produttori di zucchero. Questo ha causato un tracollo del prezzo dello zucchero che arriva in Italia a dei costi irrisori. Per cui oggi chiediamo alle istituzioni Veneto, chiediamo a tutti i nostri bieticoltori di continuare a seminare le bietole che le hanno seminato, ma soprattutto chiediamo alle istituzioni, chiediamo al sistema Paese Italia di sostenere questo settore, perché avremo bisogno di un sostegno forte come sistema Italia per non perdere tutto il lavoro che abbiamo fatto in tanti anni. La CoproB ha 55 anni di storia virtuosa, ha investito 80 milioni di euro su Ponte Longo e altri 80 su Minerbio dopo la riforma del settore. Siamo l'unica azienda rimasta dopo il terremoto della riforma del settore, per cui in questa fase dobbiamo puntare a trovare l'appoggio delle istituzioni, ma soprattutto dei nostri grandi clienti, l'agroindustria italiana e la grande distribuzione, perché questo zucchero Made in Italy non scompaia, perché rimanga l'ingrediente dolce del Made in Italy e superi questo anno o 2 anni di offerte esagerate sul mercato in riequilibrio un settore che deve pur trovare in Europa un suo riequilibrio. Ecco. Per i consumatori che sono da casa, per capire quanto sia importante lo zucchero, non ci fermiamo a quello che si trova sugli scaffali dei supermercati. Lo zucchero, lo sappiamo, viene poi impiegato, come ricordava lei, dall'industria agroalimentare. Poi c'è anche un nuovo prodotto, un nuovo lancio, il nostrano, che sta avendo tanto successo, ma lo zucchero è alla base di tante preparazioni. Lo zucchero entra nell'80% dei nostri prodotti che andiamo a acquistare al supermercato. L'80%, il 75% del nostro zucchero finisce in canale industria, quindi solo il 15-20% va nel pacchetto che acquista la massaia. Questo è molto importante, per cui abbiamo bisogno di che questo venga mantenuto per poter dare questa continuità, perché riteniamo, come già è successo negli altri paesi al mondo civilizzati, la Russia ha lo zucchero a 600-700 euro, la Cina a 900 euro, gli Stati Uniti, cioè lo zucchero rimane ancora un ingrediente importante. Noi stiamo anche innovando sullo zucchero. Questo zucchero grezzo da bietola, i primi in Europa, è uno zucchero che ha incontrato un grande consenso dei consumatori e sta incontrando un grande consenso anche dell'agroindustria. Ma non ci fermiamo qua, perché noi quest'anno abbiamo già 150 ettari di bietole in bio e quindi puntiamo già dal 2019 a avere il bietola bio per lo zucchero bio. Quindi sempre più sostenibilità, sempre più zucchero italiano, perché si crea un circolo virtuoso. Sì, noi riteniamo che questa cultura abbia delle potenzialità molto importanti, soprattutto pensando al grezzo e al bio. Allora, Presidente, in chiusura, alla politica in concreto cosa chiedete? Un piano di sostegno che blocchi questa situazione che si è venuta a creare dopo il cessare delle quote il 30 settembre scorso, perché questo settore, attraverso i nostri clienti, possa avere quel passaggio che gli consenta di dare continuità a un settore, di dare continuità a 500 posti di lavoro che sono i nostri dipendenti, a 7.000 aziende che sono i nostri soci, a 1.500 imprese dell'indotto che sono un'economia del territorio per noi irrinunciabile. Chiudere lo zucchero italiano oggi vorrebbe dire andare a prendere zucchero tedesco e francese completamente, quindi vorrebbe dire un esborso per la nostra bilancia agroalimentare. Grazie a Claudio Gallerani, presidente di CoproB. Ci ha raggiunti ai nostri microfoni Giuseppe Pan, assessore regionale all'agricoltura del Veneto. Allora, assessore, un patto di ferro, viene da dire, quello che bisogna fare tra
CoProB e la politica. Sì, diciamo che CoProB, che è questa grande cooperativa che associa sia produttori bieticoli veneti che emiliani, sta facendo un gran lavoro per tenere in piedi i due stabilimenti, quello di Pontelongo Padova e quello di Minerbio. È chiaro che qui bisogna fare una scelta importante: o perdiamo l'intera filiera e quindi diciamo in Italia non si produce più un grammo di zucchero, oppure bisogna sostenere questo zucchero italiano, questo zucchero prodotto nelle nostre terre, non solo per dare un reddito agli agricoltori che se lo aspettano, ma soprattutto per dare a quei prodotti dell'agroalimentare veneto, per i prodotti dell'agroalimentare italiano, un prodotto che è comunque nostro. C'è una situazione molto difficile a livello di mercato internazionale, soprattutto per quanto riguarda la concorrenza che sia Germania che Francia ci fanno nel nostro mercato nazionale. Noi gran parte della filiera l'abbiamo persa molto tempo fa, purtroppo, ma dobbiamo resistere con quello che ci resta, e la Regione Veneto ha anche dato un incentivo alla bieticoltura. Però bisogna che adesso, comunque facendo squadra tra noi due regioni rimaste le uniche che producono le bietole, convincere il governo che verrà, il ministro dell'agricoltura che verrà, che comunque bisogna rivedere questo accordo scellerato che è stato fatto a Bruxelles. In questo momento si sconta anche il fatto che non c'è una guida forte al Ministero, la cosiddetta vacanza di questo governo. Sì, la vacatio non fa bene, anche per tanti altri motivi, non solo questi. Infatti stiamo aspettando per avere appunto un ministro che spero sia competente e abbia voglia anche di cimentarsi su questa filiera. Noi avevamo anche proposto l'anno scorso, comunque nell'incontro anche a Bologna, tutta una serie di un protocollo per la bieticoltura italiana che non è stato sottoscritto da questo governo e quindi è rimasto lì nel cassetto. Ma io penso che comunque, a parte questo, che il tavolo principale sia quello che il governo, come ha fatto per il frumento a grano duro, comunque anche per altri prodotti, metta la grande distribuzione italiana e la grande industria su un tavolo, quella più importante, per dire che comunque a questo zucchero, a questo prodotto deve essere dato un lasciapassare diverso, un acquisto diverso, un prezzo diverso rispetto a quello che viene importato dagli altri paesi. Capisco che magari costa meno importare dall'estero, ma cosa ne facciamo del lavoro dei nostri bieticoltori? Grazie a Giuseppe Panna, assessore regionale all'agricoltura del Veneto.